Nella comunicazione che noi facciamo ai nostri cittadini diciamo continuamente che ci sono dei benefici di diverso tipo, di benefici ambientali, benefici economici, benefici sociali per lo sforzo che a loro chiediamo nella raccolta differenziata. E con questo strumento siamo in grado poi di dire quali sono, concretizzare, dare dimostrazione di quelli che sono i benefici che si hanno quando si ha un comportamento virtuoso come quello che caratterizza le nostre comunità. Useremo questa anche per spiegare come un evento importante come quello della Dunata degli Alpini può essere gestito in maniera virtuosa, in maniera sostenibile, e da parte degli alpini c'è proprio un interesse anche per questo, che potrebbe essere un esempio e una sperimentazione magari da esportare anche in altre realtà. Useremo lo stesso strumento anche per misurare un attimo i cambiamenti che si sono stati a Treviso, vedendo cos'era prima e cos'è dopo l'introduzione della raccolta differenziata e misurando proprio i benefici che ci sono da questo cambiamento di sistema. Da quando siamo diventati il comune più riciclone d'Italia, il comune capoluogo più riciclone, è una soddisfazione continua, lo devo dire grazie ai trevigiani che hanno adottato degli stili di vita diversi in direzione di ecosostenibilità e ecocompatibilità. L'essere stati scelti da CONAI in collaborazione con Contarina per mettere questo contatore, quindi per misurare la capacità di riciclo della nostra comunità, è una cosa molto importante che ci aiuterà a fare sempre meglio e a dare un senso a tutte queste condotte ecocompatibili che abbiamo come trevigiani, ed è molto bello che questa voglia di sostenibilità sia sostenuta e amplificata dall'evento più importante che abbiamo nel 2017, che è la Dunata degli Alpini. E quindi ringrazio gli alpini che hanno accolto questa sfida di voler fare una dunata verde qui a Treviso. I prodotti si intendono proprio quei prodotti fatti con materiale riciclato. Ad esempio le caffettiere di alluminio vengono fatte con l'alluminio che è stato raccolto e avviato al riciclo, così come per esempio il 90% degli scatoloni di carta sono fatti con carta riciclata, con 19 bottiglie di plastica da 1,5 litri si fa un pile. Con i pallet si possono fare di nuovo delle scrivanie e via di questo passo. Insomma, quindi questo significa economia circolare, significa proprio fare dei nuovi prodotti non più sulla base di materie prime, ma di materie prime seconde. Noi riteniamo che questo sia un progetto pilota, nel senso di esportare poi questo modello, perché sicuramente voi raggiungerete gli obiettivi del 70% che il sindaco ha indicato insieme al presidente di Contarina, e noi vogliamo quindi portare questo modello poi come un esempio di una realtà virtuosa nelle altre parti dove magari non sono ancora così virtuose. Presidente, a livello di accoglienza invece in Sinistra Piave le sezioni di Conegliano, Vittorio e Valdobbiadene come verranno coinvolte? Sono già coinvolte perché non troviamo più una camera libera nella Sinistra Piave. Qui in Treviso abbiamo ancora qualche camera, ma ce la teniamo stretta per l'emergenza, però ormai è Jesolo lungo il litorale iesolano, perché siamo dalla Pedemontana, noi abbiamo la sezione che parte da Paderno del Grappa e arriva a Macerata o Derzo, ma gli ambienti sono tutti già prenotati. A livello anche turistico, ricettivo, siamo già al completo? Sì, è una soddisfazione questa. Adesso stiamo predisponendo delle guide di percorsi guidati. Una mano ce la darà anche la sezione di Venezia, che ha già predisposto dei gruppi, perché gli alpini che vorranno visitare il territorio saranno accompagnati da guide alpine.